Sono sempre stata un'appassionata del disegno architettonico. Mi piace prendere carta e matita, mettermi davanti a un monumento e creare uno schizzo. Potrei scattare una foto, ma disegnandolo so che mi rimarrà sempre impresso nella memoria, oltre che sulla carta. Palladio l'ho sempre amato, fin da liceo artistico, e ricordare che è nato a Padova, la mia città, è un grande orgoglio per me. Ho studiato alcuni itinerari che percorrerò in bicicletta, weekend dopo weekend. Inizio con il centro di Vicenza, poi mi sposterò nei dintorni. Anno 2008, 500 anni dalla sua nascita. È la ricorrenza che mi ha spinto ad andare ad ammirare e disegnare i suoi capolavori che il mondo ci invidia. Seguitemi! Eh sì, Palladio, che passione!